Ritardi nella consegna dei vaccini. Commissione Sanità regionale pensa alle cure post-Covid. Se i casi non diminuiscono ci saranno restrizioni più forti. Firmato protocollo con le carceri per i tamponi rapidi. Importante finanziamento dedicato al cuore antico della città arriva dall'assessorato agli enti locali guidato dal neoassessore ed ex sindaco di Agrigento Marco Zambuto. Nella squadra dell'esponente azzurro il capogruppo dei forzisti Simone Gramaglia, che è componente del gabinetto. L'ex presidente della regione ai microfoni del nostro direttore Arturo Cantella racconta la sua esperienza con il Covid e il suo progetto politico. Ci sarà spazio anche per i musulmani al cimitero Piano Gatta di Agrigento. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Ritardi nella campagna dei vaccini da parte della Pfizer. Il richiamo però non è a rischio. L'intervento dell'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. Il servizio di Eugenio Cairone. A dicembre si disse nessuna disparità nella distribuzione del vaccino. La disparità invece c'è a vantaggio delle economie ricche, alle quali ovviamente non appartiene l'Italia, dove è evidente l'enorme difficoltà a far valere lo stesso trattamento riservato dalla Pfizer, ad esempio, alla Germania. Che i vaccini vengano venduti a chi ha un peso maggiore nel panorama politico mondiale sembra un fatto incredibile ma reale. Con l'Europa che rimane a guardare affidandosi a delle semplici azioni legali contro la Pfizer. Il diritto alla salute, ha detto il commissario Arcuri, deve superare ogni logica di mercato. Ma chi tutela gli italiani da questo rischio che si fa strada mentre da noi si costruiscono a tavolino crisi di governo che servono soltanto a distrarre l'attenzione sui veri problemi del Paese? Così restiamo poco credibili e poco serviti. Per qualcuno Letizia Moratti l'ha sparata grossa quando ha proposto di distribuire i vaccini in base al PIL. Certo, la proposta è vomitevole, ma purtroppo, e qui torniamo al discorso iniziale, è quanto sta avvenendo nel resto del mondo. Da noi si va a rilento malgrado il commissario Arcuri sostenga che siamo il paese europeo che ha fatto più vaccini. La ricchezza senza dubbio è un bene, è un paese ricco che si può permettere in questo momento di sottoscrivere accordi sul numero dei vaccini, è una garanzia per i propri abitanti, ma diventa un fatto indecente, un fatto immorale che non può lasciare indifferenti l'Europa e il resto del mondo. Non sono a rischio i richiami in Sicilia perché eravamo stati prudenti, avevamo seguito tutte le linee guida che venivano dal Ministero della Salute e dal Commissario nazionale. Però non c'è dubbio che il ritardo di Pfizer e gli impegni non mantenuti da Pfizer meritino una reazione. A livello nazionale si è ipotizzata un'azione legale, la Sicilia la sosterranno tutte le regioni italiane, intanto però chiediamo ad EMA e alle istituzioni comunitarie di fare presto. I cittadini europei, quindi gli italiani e i siciliani, non possono accettare l'idea che in altri paesi del mondo si possano utilizzare dei vaccini che da noi non sono autorizzati. Da questo punto di vista sosteniamo l'azione del Ministro Speranza, sicurezza, quindi regole rispettate nella certificazione dei farmaci, ma rapidità e velocità. I cittadini vogliono vedere la luce in fondo al tunnel, ma non vogliono che sia un miraggio. E se i contagi non scenderanno, il governo Musumeci è pronto ad inasprire la zona rossa. Vediamo. Come sapete, la zona rossa di oggi non è più quella della scorsa primavera, ma questo lo ha deciso il governo nazionale e noi abbiamo recepito per intero il DPCM apportando qualche piccola misura restrittiva. Sulle scuole avevamo ragione, anche la magistratura ha ritenuto necessario far tornare i ragazzi a scuola. Noi avevamo e continuiamo ad avere la DAD per gli studenti di scuole medie e superiori. Alla fine del mese rivedremo i parametri. Siamo molto allarmati perché i siciliani non hanno capito la gravità del momento. Basta guardare le foto e i filmati per rendersi conto della indisciplina di una minoranza, perché poi la stragrande maggioranza ha capito
di dover rispettare le norme e le regole. Quindi siamo preoccupati, è chiaro che il diritto alla vita è prioritario. Se il contagio non dovesse abbassarsi, noi alla fine del mese adotteremo ulteriori misure restrittive d'intesa con il governo nazionale, naturalmente l'abbiamo sempre cercata in questo senso e non escludo si possa arrivare ad un lockdown come quello della scorsa primavera. La Commissione Salute dell'ARS, presieduta da Margherita La Rocca Ruvolo, ha approvato oggi all'unanimità una risoluzione per la realizzazione di un programma di presa in carico post-guarigione da Covid-19. L'atto di indirizzo in particolare impegna il Governo regionale a porre in essere le opportune misure di assistenza per i pazienti guariti dal Covid, come esenzioni sanitarie per gli esami ambulatoriali e diagnostici, per l'acquisto di farmaci e di ulteriori presidi medici necessari, a realizzare un programma di spesa dei pazienti guariti dal Covid allo scopo sia di sostenere le persone che hanno già dovuto affrontare tale patologia, sia di individuare e catalogare gli effetti postumi o complicanze a medio e lungo termine della malattia che possono richiedere interventi sanitari, sia ai fini di un'adeguata programmazione delle risposte del sistema sanitario regionale alle attuali esigenze emergenziali. Un programma, insomma, che la Commissione Salute ritiene necessario in considerazione del fatto che in molti soggetti guariti, che in Sicilia sono 58.000 a fronte dei 97.000 casi di soggetti positivi, permangono serie conseguenze che vanno dalla spossatezza all'insonnia, ma anche gravi ripercussioni alle vie respiratorie e al sistema cardiocircolatorio. Postumi, che si legge nella risoluzione, necessitano di un costante controllo, ma che è pressoché a totale carico dei pazienti. Comprendendo le difficoltà che il governo regionale può avere in termini di copertura economica per la realizzazione di un piano di spesa in carico che coinvolge così tante persone, sottolinea La Rocca Ruvolo, ritengo necessario avviare già adesso un'interlocuzione con il governo nazionale per un confronto sulla programmazione delle risorse necessarie. Firmato un protocollo d'intesa tra la Regione e l'amministrazione penitenziaria per prevenire il contagio, test rapidi in tutte le carceri siciliane. Il nostro direttore Arturo Cantella. Per venire incontro alle preoccupazioni espresse dai sindacati circa l'espansione del Covid nelle carceri siciliane, il presidente della regione Musumeci ha firmato un protocollo d'intesa con il DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. Sarà infatti garantito un maggiore personale sanitario, misure organizzative per prevenire e contenere il contagio da Covid-19 negli istituti penitenziari siciliani. Il protocollo d'intesa tra la regione siciliana e il provveditorato regionale e l'amministrazione penitenziaria è stato firmato dal presidente Musumeci, dal provveditore regionale Calandrino, presenti il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Bernardo Petralia, l'assessore regionale della salute Ruggero Razza e il quello al territorio e ambiente Totò Cordaro. Per ridurre il rischio di contagio, l'assessorato alla salute si impegna così a individuare e assegnare personale sanitario, medici, infermieri e operatori, preposto all'adozione delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus a tutela del personale penitenziario, circa 4.000 unità, in servizio nei 23 istituti di pena al provveditorato regionale della Sicilia. Le ASP provinciali valuteranno la possibilità di costituire presidi sanitari anti-Covid nelle sedi penitenziarie, garantiscono l'attuazione di specifiche misure igienico-sanitarie e in particolare disporranno l'approvvigionamento della fornitura di tamponi per il personale delle strutture sanitarie, la somministrazione di test diagnostici al personale penitenziario per accertare l'eventuale positività al Covid, la somministrazione di test rapidi con finalità di screening sul personale penitenziario, il monitoraggio periodico preventivo, il tracciamento degli eventuali contagi riguardanti il personale penitenziario, inclusi i volontari, i ministri di culto, gli assistenti sociali, i docenti e il personale che accede nelle sedi penitenziarie. Un protocollo che naturalmente è quasi la consacrazione, la continuazione di una proficua collaborazione che c'è da sempre tra l'amministrazione penitenziaria e l'assessorato e la regione per fare opera di prevenzione e di gestione del contagio da Covid-19 a tutela del personale che opera nei 23 istituti penitenziari siciliani. Io accompagno con la mia presenza per confermare la gratitudine verso la mia amministrazione periferica
e verso la Presidenza e la Regione Sicilia, l'assessore Razza, l'assessore Cordaro. La Regione non può restare inerte e inerme di fronte a tutto quello che avviene all'interno delle mura carcerarie, e per quanto riguarda il personale in divisa e per quanto riguarda il personale detenuto. È chiaro che i problemi si esasperano nella stagione del Covid, ma traiamo proprio questa opportunità per consolidare con lo Stato un rapporto improntato al reciproco interesse di rendere la vita all'interno delle mura carcerarie molto meno pesante di quanto la si immagini da fuori. DPCM, il governo centrale pubblica le nuove risposte ai dubbi. Scopriamo tutti i divieti e le deroghe, considerando però che in Sicilia si aggiunge l'ordinanza Musumeci che ad esempio non consente le visite ad amici e parenti salvo casi di salute o altre necessità. Lello Casese. Il governo Conte, nel mezzo di una crisi politica in corso, pubblica le FAQ con le quali risponde ad alcune questioni poco chiare relative a spostamenti, attività di ristorazione, sport, caccia e pesca. È possibile, ad esempio, raggiungere le seconde case anche in un'altra regione, sia in zona rossa che in zona arancione, solo a coloro che possano comprovare di aver effettivamente avuto titolo anteriore al 14 gennaio, data di entrata in vigore del decreto legge del governo. Se una persona è giustificata a spostarsi tra regioni di diverso colore ma non ha la macchina o la patente, può farsi accompagnare da un familiare o da una persona incaricata dal trasporto. Nel caso in cui l'accompagnatore e l'accompagnato non siano conviventi, devono indossare la mascherina. Nella zona rossa, ad esempio, il transito nelle altre aree è consentito esclusivamente per esigenze lavorative, per esigenze di necessità, ad esempio l'acquisto di beni necessari o per motivi di salute. La vendita con asporto è possibile anche dalle ore 18 alle ore 22, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina, commercio al dettaglio di bevande. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, così come è consentita senza limiti di orario in zona rossa o arancione la consumazione di cibi e bevande all'interno degli alberghi o delle altre attività ricettive per i soli clienti ivi alloggiati. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi pubblici e privati in area gialla per svolgere esclusivamente all'aperto l'attività sportiva di base nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, così come previsti in area arancione e gialla l'attività venatoria o la pesca dilettantistica nell'ambito del proprio comune. Sono molte delle risposte ai diversi quesiti che in questi momenti particolari creano maggiore confusione ai cittadini. Piattaforma online di Confartigianato Imprese, l'intervista del nostro direttore Arturo Cantella al segretario provinciale Vincenzo Insalaco. Vediamo. Parliamo di questa piattaforma digitale che Confartigianato sta mettendo a disposizione di tutti gli operatori. Quali sono gli obiettivi e perché consultarla? Innanzitutto Agile Impresa è una piattaforma che si rivolge a tutti gli operatori del territorio e non solo. Questo perché si possono fruire i corsi obbligatori su salute e sicurezza, ma non solo, anche quei corsi che sono assolutamente necessari per lavorare in tempo di pandemia, uno su tutti il corso sul Covid-19. Agile Impresa, peraltro, è una piattaforma di proprietà esclusiva di Confartigianato Impresa Agrigento ed è la prima Confartigianato in tutta Italia a dotarsi di una piattaforma propria, fruibile sia dagli associati ma anche chi deciderà di non associarsi. In questo senso abbiamo deciso, visto che puntiamo tutto sulla ripresa del territorio e delle aziende, di regalare i corsi alle aziende stesse, quindi tutti gli associati non riceveranno €1 per poter fruire dei contenuti. Questo significa che noi stiamo regalando un voucher di €700.000 al territorio. Vogliamo quindi che le aziende si focalizzino sull'avere un kit che dia la possibilità di riprendersi, perché siamo certi che una ripresa economica dovrà per forza di cose avvenire nei prossimi mesi. Sarebbe impossibile sopravvivere alla giornata, un'azienda non può, come tutti sappiamo, vivere con un orizzonte temporale così basso e quindi dobbiamo fare il punto della situazione adesso per poter riprendere a stretto giro. Ecco, i contenuti in particolare, ne citiamo qualcuno tra i più importanti?
corso sul RLS, preposti, tutti quelli che sono RSPP, tutti quelli che sono obbligatori appunto per legge. Ripeto, stiamo anche implementando, perché non sono gli unici corsi che faremo, a stretto giro quello per i cappottisti, visto che siamo in tema di super bonus e gloria a Dio abbiamo un comparto che sta riprendendo a lavorare, quello degli edili, ma mi permetto di riconcentrarmi su quello del Covid-19 perché è importantissimo. Molte aziende stanno sottovalutando le implicazioni legali del non aver fatto un corso. Peraltro avere fatto un corso sul Covid implica il fare un corso sulla privacy, perché c'è una gestione molto forte delle informazioni e dei dati che entrano o meno negli esercizi commerciali o nelle aziende. Gli artigiani come stanno vivendo questo momento di grande difficoltà del Covid e voi come Confartigianato come cercate di sostenerli? Gli artigiani ad oggi e le aziende in generale non hanno la più pallida idea di come sopravvivere in questo momento al Covid, questo perché stanno ricevendo informazioni particolarmente contrastanti. La nostra associazione costantemente, giornalmente, tramite WhatsApp, mail e sito, li sta aggiornando per chiarire qualsiasi tipo di dubbio che possono avere. A Palermo una bambina di 10 anni è ricoverata in gravi condizioni al reparto rianimazione dell'ospedale di Cristina perché si è legata la cintura alla gola per partecipare su TikTok, uno dei social più seguiti dagli adolescenti, a Blackout Challenge, una prova di soffocamento estremo. È stata una prova che si è trasformata in tragedia. La bimba è giunta in ospedale accompagnata dai genitori in arresto cardiocircolatorio provocato da un'asfissia prolungata. Il suo cuore si sarebbe fermato per alcuni interminabili minuti prima di ricominciare a battere grazie alle manovre rianimatorie eseguite dal personale sanitario. Le sue condizioni sono molto critiche. Proficuo incontro a Palermo tra il sindaco di Agrigento Franco Miccichè e l'assessore regionale alle autonomie locali Marco Zambuto è servito per sbloccare alcuni finanziamenti relativi al miglioramento del centro storico della città. I particolari verranno definiti e resi noti nei prossimi giorni nel corso di un successivo incontro che questa volta si svolgerà ad Agrigento alla presenza di entrambi. Il sindaco Franco Miccichè dichiara: sono molto soddisfatto della collaborazione nata tra questa amministrazione e i rappresentanti di Forza Italia comunali e regionali. L'incontro con l'assessore Marco Zambuto è infatti frutto di una serie di interlocuzioni nate nei giorni scorsi con il componente dell'ufficio di gabinetto dell'assessorato regionale agli enti locali e capogruppo di Forza Italia al Consiglio Comunale Simone Gramaglia. Il sindaco di Agrigento Franco Miccichè incontra i rappresentanti delle comunità marocchina e senegalese, individuata un'area al cimitero Pianogatta per le sepolture dei musulmani. Carmelo Lentini. Nei giorni scorsi il sindaco di Agrigento Franco Miccichè ha incontrato una delegazione di musulmani residenti in città. Sono stati affrontati alcuni punti importanti, tra cui la creazione di una speciale area cimiteriale da adibire alla sepoltura dei defunti islamici. A quanto pare lo stesso primo cittadino ha individuato l'area nei pressi di Pianogatta, accanto all'attuale cimitero cittadino. Ma quali caratteristiche richiede la religione islamica? Tra le caratteristiche del cimitero per i musulmani c'è quella della sua specificità, cioè un'area ben delimitata e definita che deve essere completamente dedicata alla sepoltura dei soli musulmani, così da dare la possibilità ai membri della comunità di svolgere i riti della sepoltura e identificare facilmente l'area oltre a raccogliersi in preghiera. Fa parte del rito di sepoltura il rispetto della direzione in cui il volto e il corpo dei defunti vengono posizionati. La direzione è chiamata Qibla e punta verso la città sacra della Mecca, nell'attuale Arabia Saudita, e che si trova rispetto all'Italia a sud-ovest. Durante la preparazione della salma e della posa della bara ci si deve assicurare che la salma sia appoggiata sulla spalla destra e che il volto ed il corpo siano posizionati in modo tale che possano essere rivolti verso la Qibla. La salma dovrà obbligatoriamente essere seppellita con il metodo dell'inumazione, quindi in terra piena, con la testa rivolta chiaramente a sud-ovest, in modo che la stessa, una volta collocata definitivamente nella fossa, volga il viso verso sud-est, cioè verso la Mecca.
Per la religione musulmana non sono previste lapidi, foto e fiori, salvo una semplice pietra con nome e date di nascita e morte. In qualche caso la tomba può essere contrassegnata con pietre in modo da segnalare il sesso di chi vi giace. 2 pietre collocate alle estremità della tomba designano la sepoltura di un uomo. Se invece è presente una terza pietra al centro, allora si tratta di una donna. La sepoltura può quindi avvenire con il cadavere avvolto nel solo lenzuolo, come previsto dal rito musulmano, in una fossa standard. Nei paesi musulmani la salma viene adagiata su strato di foglie e coperta direttamente con lastre di pietra, quindi adagiata sul fianco se si tratta di un uomo, se invece si tratta di una donna invece sulla schiena, con il volto però sempre rivolto alla Mecca. Nel caso il cadavere fosse sepolto in bara, si mette della terra dentro la bara. Basta una quantità simbolica, il cadavere deve essere a contatto con la terra. La sepoltura islamica è definitiva, non prevede cioè riesumazione e la tomba si è riservata per sempre ad una sola persona. Per ovviare a questo si tratta la tomba come una tomba di famiglia, cioè a 99 anni, o si applica una tariffa per periodo prolungato in terra per circa 30 anni, eventualmente rinnovabile, ma prima o dopo quel posto sarà a disposizione di altri e a questo non si può porre rimedio. La sepoltura avviene entro le 24 ore dalla morte, nell'Islam è vietato cremare i morti o seppellirli sopra la terra. Infine il cimitero dovrà dotarsi di un ossario esclusivamente per i resti dei defunti musulmani. Infatti è fatto divieto dell'utilizzo dell'ossario misto. Occorrerà racchiudere i resti di ogni singola salma in un contenitore di legno con apposita etichettatura di nome e cognome prima di essere deposti nell'ossario prettamente musulmano. E dal cimitero di Santa Maria dei Rotoli di Palermo quasi 700 bare aspettano la sepoltura. C'è il servizio. Al cimitero dei Rotoli, che è finita al centro della vergogna nazionale per avere circa 700 bare che non hanno ancora trovato posto se non quello di alcuni depositi, tensiostrutture ed altro. Una vergogna. Questa è una delle tensiostrutture che ci sono all'interno del cimitero, una delle tensiostrutture, perché ne hanno aggiunta un'altra nuova e inoltre i depositi delle salme sono ovunque. Sono circa 700 salme, in questo momento non ci sono tempi certi né per il forno crematorio vecchio, né per il forno crematorio nuovo, né per il cimitero nuovo. Un'emergenza che è destinata a peggiorare. Ci sono anche tante bare per terra, nonostante il sindaco Orlando avesse promesso che non ce ne sarebbero state più. Salme destinate ad aumentare perché ormai tutti i posti disponibili sono esauriti, sono destinate ad aumentare di circa 300 ogni mese. Purtroppo l'odore, ci sono anche liquami, è vergognoso che ci siano bare per terra. La seconda tensiostruttura montata proprio ieri, vuota, in questo momento vuota, ma nel giro di un mese sarà completamente piena. Questa è la Palermo del sindaco Orlando. Questo è un altro deposito, quello classico vero e proprio, anche questo strapieno di bare, molte delle quali per terra. Gli agenti della Polizia Locale di Agrigento, coordinati dal comandante Gaetano Di Giovanni, sono riusciti a risalire all'autore del danneggiamento della rotatoria del quadrivio Spinasanta. Sono state individuate e visionate le telecamere di videosorveglianza della zona per controllare chi nel fare la curva si è portato via un pezzo di muro senza fermarsi, fanno sapere dal comune, senza lasciare un recapito. Grazie alla targa e alla ditta reclamizzata sul rimorchio, fanno sapere dal comune di Agrigento, ora l'autore verrà contattato per fargli pagare il danno causato alla rotatoria. Dopo quasi 10 anni di attesa sono stati sbloccati dalla Giunta regionale 18 milioni di euro per potenziare la raccolta differenziata nelle province di Palermo, Catania e Messina. Il presidente della regione, Nello Musumeci, ha firmato l'accordo con il Ministero dell'Ambiente e con il consorzio CONAI che consentirà a Palermo, Catania e Messina di incrementare la raccolta e contrastare il fenomeno delle microdiscariche e degli abbandoni irregolari di rifiuti. Totò Cuffaro, ex presidente della regione siciliana, ha avviato il cantiere per la ricostruzione della Democrazia Cristiana. Cuffaro racconta anche la sua esperienza con il Covid. Arturo Cantella.
Una lunga intervista sarà trasmessa questa sera alle ore 21 e domani in replica alle ore 16 all'ex presidente della regione Salvatore Cuffaro, che attualmente ricopre il ruolo di commissario regionale della Democrazia Cristiana. Cuffaro al momento è in convalescenza per via del Covid che ha avuto recentemente e fa un appello accorato ai giovani, ma non solo, che rispettano le regole per evitare la diffusione del virus. Diciamo che ho superato la prova più difficile, quella che è stata l'assalto dell'orco, del Covid, che mi ha tenuto 20 giorni in rianimazione. Adesso sono in un periodo di convalescenza, i polmoni hanno bisogno di riprendersi con un po' di fisioterapia lentamente, che sto facendo, ma spero e vorrei dire soprattutto ai giovani di essere prudenti, di utilizzare e rispettare le regole per evitare di poter essere contagiati, perché moltissime volte il virus nel suo contagio è leggero e a volte anche asintomatico, ma c'è una percentuale di casi in cui invece diventa cattivo, terribile, e in quei casi, così come è successo a me, vivi l'impotenza di quello che tu puoi fare, nel senso che ti aggredisce, ti porta in rianimazione e non hai nessuna possibilità, ma proprio nessuna possibilità di poterti difendere, se non la speranza che il tuo corpo reagisca, che i medici che ti assistono facciano quello che possono, ma è assolutamente poco, tranne l'eparina e l'ossigeno. Quindi mi auguro che ci sia uno spirito di sacrificio e soprattutto la voglia di capire che non stiamo parlando di una banale influenza, come molti vogliono far credere, ma stiamo parlando di una aggressione spesso mortale, complicata, di un virus che adesso non colpisce soltanto, che non sta colpendo soltanto i polmoni, ma colpisce l'intero organismo, il cuore, la pleura. Quindi mi raccomando soprattutto ai giovani, prudenza, rispettiamo le regole e facciamo il vaccino, che è l'unica possibilità che abbiamo nel giro di poco tempo di tornare a poter vivere una vita normale quando tutti ci saremo immunizzati. Salvatore Cuffaro ha ricevuto l'incarico da parte dell'onorevole Follini di organizzare il partito in Sicilia, di strutturarlo in vista delle prossime elezioni comunali che si terranno nella prossima primavera e anche per le consultazioni regionali e nazionali. Cuffaro crede in una forte coalizione centrista che possa in futuro fare perno per guidare non solo la Sicilia ma anche il Paese. Io conosco Marco dalla prima volta che lo votai segretario nazionale dei Giovani Democristiani a Bergamo, quando nelle lunghe liti della settimana per chi dovesse essere il nuovo segretario dei Giovani Democristiani, io ero tra quelli che sin da subito aveva scelto di stare con Follini. Ricordo che venne Moro, che ci chiuse in una stanza e ci spiegò che il partito, Moro era segretario nazionale allora della Democrazia Cristiana, e ci spiegò che il partito al quale lui guardava non poteva essere un partito di scambio, ma un partito di idee, di ideali, un partito che credesse e difendesse i valori della Democrazia Cristiana. E ci disse che tra tutti quelli che aveva ascoltato e che conosceva, Marco poteva essere in assoluto quello che meglio avrebbe potuto incarnare questa nostra storia. Votammo Marco Follini e da allora il mio rapporto con lui è sempre stato vero, sincero ed è andato avanti negli anni. Fu il primo che venne a trovarmi quando mi si chiese di scontare i miei errori in carcere ed è il primo che ho chiamato quando, avendo scelto di riprendere il filo di una storia, il filo della storia della Democrazia Cristiana, ci potesse dare una mano d'aiuto. Ha fatto già la prima lezione ai giovani che stiamo formando nella scuola di formazione, domani ce ne sarà un'altra, dopodomani ce ne sarà un'altra fatta da Vito Riggio e poi ce ne saranno ancora tanti altri, e io penso che lui meglio di qualsiasi altro oggi possa andare a spiegare le ragioni di un'anima, di un cuore, di un partito e a farlo conoscere agli italiani, a farlo riconoscere agli italiani nelle televisioni. La Democrazia Cristiana è una grande emozione, è un'emozione che stiamo risvegliando, un'emozione che pensavo trovasse spazio nel cuore e nell'animo degli ultracinquantenni che l'avevano riconosciuto, e invece con grande meraviglia e con grande soddisfazione scopriamo che questa emozione, oltre che negli ultracinquantenni, si risveglia nei giovani che hanno sentito parlare di una storia, di un filo, di un'idea, di un valore, che hanno a cuore
le scelte importanti della vita sociale di ogni giorno, la solidarietà, la famiglia, il bisogno, il lavoro, ecco, tutto questo credo deve tornare ad essere protagonista. Noi lo stiamo insegnando nella scuola di formazione agli oltre 300 ragazzi che partecipano, perché in politica bisogna essere preparati e soprattutto bisogna conoscere la storia, perché non potrà e non si potrà costruire un futuro se non si conosce la propria storia e soprattutto se non si capisce quali sono le radici da dove veniamo. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Giudiziaria, Borsellino Quater, i giudici scrivono nella strage di via D'Amelio possibili interessi convergenti di gruppi di potere estranei a Cosa Nostra. C'è il servizio. È possibile che la decisione di morte assunta dai vertici mafiosi nella corale riunione degli auguri di fine anno 1991 della Commissione provinciale nelle precedenti riunioni della Commissione regionale abbia intersecato convergenti interessi di altri soggetti o gruppi di potere estranei a Cosa Nostra? A scriverlo sono i giudici del processo d'appello Borsellino Quater nelle motivazioni della sentenza emessa il 15 novembre 2019, adesso depositate in cancelleria. Si tratta dell'ultima verità giudiziaria sulla strage di via D'Amelio, in cui il 19 luglio del 1992 morirono il giudice Paolo Borsellino e 5 uomini della sua scorta. Le dichiarazioni raccolte dai testi hanno rivelato numerose contraddizioni che non è apparso possibile superare, gettando al tempo stesso l'ombra del dubbio che altri soggetti possano essere intervenuti sul luogo della strage nell'immediatezza dell'esplosione, scrivono ancora i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta nelle 377 pagine di motivazioni. In giacca, nonostante la calura del mese estivo e l'ora torrida, non appartenente alle forze dell'ordine, individuati anzi da taluni agenti intervenuti nell'immediatezza come appartenenti ai servizi segreti, i magistrati sottolineano che tale ultimo particolare appare ancora più inquietante se si considera che di un uomo estraneo a Cosa Nostra ha riferito anche il collaboratore Gaspare Spatuzza, indicandolo come presente nel magazzino di via Villa Sevaglios. Il pomeriggio precedente la strage veniva consegnata la Fiat 126 che sarebbe stata di lì a poco imbottita di tritolo. La sentenza ha confermato le condanne all'ergastolo per i boss Salvo Madonia e Vittorio Tutino, il primo come mandante in qualità di reggente della famiglia di Resuttana ed il secondo tra gli esecutori della strage di via D'Amelio del 19 luglio del 92, condannata a 10 anni di carcere per calunnia anche i falsi pentiti Francesco Andriotta e Calogero Pulci, che avevano confermato molte delle menzogne riferite da Vincenzo Scarantino. È il più grande depistaggio della storia italiana ed è stato smontato solo dalle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza. La strage di via D'Amelio, continua ancora la sentenza depositata dai giudici in senia, rappresenta indubbiamente un tragico delitto di mafia dovuto a una ben precisa strategia del terrore adottata da Cosa Nostra, in quanto stretta dalla paura e da fondanti timori per la sua sopravvivenza a causa della risposta giudiziaria data dallo Stato attraverso il maxi processo. Nello specifico, secondo la Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta, ogni tentativo della difesa di attribuire una diversa paternità a tale insana scelta di morte e terrore non può trovare accoglimento, potendo al più le emergenze probatorie indurre a ritenere che possano esservi stati anche altri soggetti o gruppi di potere interessati alla eliminazione del magistrato e degli uomini della scorta. Per il depistaggio delle prime indagini sulla strage Borsellino sono attualmente a processo i poliziotti Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, accusati di calunnia aggravata dell'aver favorito Cosa Nostra. Secondo la Corte d'Assise d'Appello, in Sena poi non ci sarebbe un collegamento tra la trattativa Stato-mafia e la morte di Borsellino, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'Assise di Palermo nel processo concluso nel 2018 per mafiosi, ufficiali di carabinieri e politici.
non può condividersi l'assunto difensivo secondo cui la trattativa avrebbe aperto nuovi scenari in relazione alla crisi dei rapporti di Cosa Nostra con i referenti politici tradizionali, al possibile collegamento fra la stagione degli atti di violenza e l'occasione di incidere sul quadro politico italiano con riferimento a coloro che si accingevano a completare la guida del paese nella tornata di elezioni politiche del 92. Invero gli elementi acquisiti nel presente procedimento consentono, continua ancora la sentenza, di affermare che l'uccisione del giudice Paolo Borsellino, inserita nell'ambito di una più articolata strategia stragista unitaria, sia stata determinata da Cosa Nostra per finalità di vendetta e di cautela preventiva. I magistrati considerano le indagini sulla strage avvolte ancora da coni d'ombra, basti pensare alla scomparsa misteriosa dell'agenda rossa del magistrato e alla ricomparsa della borsa stessa in circostanze non chiarite nell'ufficio di Arnaldo La Barbera. Dati Istat, continua la fuga degli italiani all'estero. Lello Casesa. È in aumento del 15% il numero degli italiani emigrati all'estero e cancellati dall'anagrafe del loro paese d'origine. Un'indagine dell'Istat pubblica i dati del rapporto in 180.000 unità cancellate nel 2019 rispetto all'anno precedente. È la Lombardia, seguita da Sicilia e Veneto, la regione con il numero di cancellazioni anagrafiche verso l'estero più alto, con circa 23.000 cittadini. Seguono la Sicilia e il Veneto con 12.000 e poi Campania e Lazio. In termini relativi rispetto alla popolazione residente nelle regioni, il tasso più elevato è quello avuto in Trentino Alto Adige, 4 italiani per 1.000 residenti. Nelle altre regioni la proporzione ad emigrare è di circa 3 italiani per 1.000 residenti. Le regioni, al contrario, con il tasso emigratorio più basso verso l'estero sono invece la Toscana, la Liguria e il Lazio. In sintesi, specifica il rapporto che il tasso di emigrazione dei cittadini italiani è pari al 2,2 per 1.000, con una divisione in territori che vede nel nord del paese la zona da cui partono i flussi più consistenti di trasferimento all'estero di cittadini italiani rispetto alla popolazione residente. Dal mezzogiorno invece il dato del 2019 di trasferimento verso l'estero è di oltre 43.000 italiani, mentre dal centro sono espatriati circa 19.000 connazionali, con un tasso leggermente più basso sotto la media nazionale. Unione Madonia, il Consiglio dice no al deposito di scorie nucleari a Vicaretto. Approvato all'unanimità il documento unico condiviso da tutti i comuni che sarà inviato al governo nazionale e regionale. C'è il servizio. Anche il Consiglio dell'Unione Madonia ha approvato all'unanimità il documento unico condiviso da tutti i comuni del territorio, con il quale si chiede al governo nazionale di eliminare dalla Carta Nazionale delle aree potenzialmente idonee il sito di Vicaretto, compreso nel territorio dei comuni di Castellana Sicula e di Petralia Sottana. Dopo la presa di posizione del presidente Pietro Macaluso e dell'intera giunta formata da Giuseppe Minitilla, Giuseppe Scialabba, Daniela Fiandaca, Pier Calogero Danna, Michele Panzarella e Nicosia Di Cola, contro l'inserimento dell'area di Vicaretto tra i siti idonei ad accogliere le scorie, ieri sera è arrivata anche quella del Consiglio dell'Unione convocato dal presidente Pietro Scelfo in videoconferenza. Il consesso sovracomunale, come stanno facendo tutti i consigli comunali delle Madonie, ha approvato all'unanimità il documento unico che sarà inviato dal presidente del Consiglio agli organi di governo regionali e nazionali e dalle deputazioni regionali e nazionali, elette nei collegi dei quali rientra l'area ritenuta idonea. Tra le motivazioni evidenziate, il fatto che l'area di Vicaretto risulta essere a rischio sismico e quindi rientra nella fascia di quelle meno indicate ad ospitare il deposito nazionale, che l'area risulta collocata a pochi chilometri, meno di 17, dal Parco regionale delle Madonie, ed anche che negli ultimi anni ha visto nascere e svilupparsi nuove imprese agricole. Non è pensabile, scritto nel documento, azzerare con una pianificazione nazionale e senza che vi sia stato alcun confronto con le istituzioni e le comunità locali decenni di impegno e di duro lavoro sul fronte della sostenibilità ambientale e della coesione sociale che hanno proiettato le Madonie nel panorama nazionale ed internazionale,
Non è pensabile cancellare le valenze ambientali stratificatesi e custodite nei secoli di storia, né tantomeno il valore di un brand, Madonia, che come rappresentato nelle premesse, nel 2005 è stato stimato in oltre 2 miliardi di euro e si è collocato quarto a livello nazionale e che in questi ultimi anni è ulteriormente cresciuto. Nello stretto di Messina, record mondiale di rifiuti su un fondale marino. C'è il servizio. Record mondiale negativo per lo stretto di Messina. La densità di rifiuti sul suo fondale marino è la più alta del pianeta. Questa in alcuni punti supererebbe il 1.000.000 di oggetti per chilometro quadrato. A fornire i dati è uno studio pubblicato sulla rivista Environmental Research Letters da un gruppo internazionale di ricerca coordinato dall'Università di Barcellona in Spagna. Il lavoro, condotto in collaborazione con il Joint Research Center della Commissione europea, ha coinvolto diversi enti italiani come l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, la Stazione Zoologica Anton Dorn, l'Università di Cagliari e l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale. I rifiuti nei fondali marini di tutto il mondo stanno aumentando e in certi casi la loro densità sarebbe paragonabile a quella di grandi discariche. Secondo gli esperti la situazione potrebbe peggiorare ed entro i prossimi 30 anni il volume dei rifiuti marini potrà superare i 3 miliardi di tonnellate. La diffusione dei rifiuti nei nostri mari e oceani non è ancora pienamente conosciuta, dice Miquel Canals dell'Università di Barcellona. Pare che le zone più colpite siano quelle circondate da terre o semichiuse, i fondali vicino alla costa, le aree nei pressi dello sbocco di grandi fiumi e quelle dove c'è un'intensa attività di pesca. Qui si accumulano soprattutto plastiche, metalli, vetro, ceramica, attrezzature da pesca, tessuti e carta. In particolare nel Mediterraneo la spazzatura sui fondali sarebbe già un serio problema ecologico. In alcune zone costiere ci sono grandi accumuli di rifiuti e in occasione di forti tempeste le onde li riportano sulle spiagge. Alcuni litorali sono letteralmente ricoperti di spazzatura. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.